Signori, finalmente ci siamo. Gioco che aspettavo da tipo buscurdaio. Signori, io intanto ringrazio il nostro Jovix che mi ha regalato appunto il gioco, e quindi è grazie a lui se possiamo portarlo nel canale. Mafia Terra Madre, signori. Perché questo gioco è fantastico? Io ancora non l'ho giocato, ma già dico che è fantastico perché è il primo, penso, credo, ma mi sa di sì, il primo gioco di un certo livello doppiato in siciliano. E questa cosa fa capire tanto su quanto veramente in Italia ci siano dei talenti come doppiatori, e che purtroppo non si spiega il perché moltissimi giochi che meriterebbero un doppiaggio purtroppo non sono doppiati in italiano. Ma detto questo, nel canale vi ricordo che trovate sia la serie di Mafia 1, la Definitive Edition, quelli in remake, sia Mafia 2 che le abbiamo portate. Sono creati tanti meme, sono serie che sono piaciute molto. Quindi iniziamo questa nuova serie, un siciliano che prova a mafia doppiato in siciliano. Io ovviamente, raga, vi metto i sottotitoli, magari qualcuno di voi non capisce qualcosa. Detto questo, ho messo le impostazioni, insomma, quindi ho startato giusto una partita per vedere se reggeva. Faccio 50 fps, raga, ma sti gran cazzi. Tra l'altro serie con la cam, solo che io ve la toglierò durante i filmati, raga, per darvi una scena più da film. Tra l'altro questo gioco, raga, è un gioco molto, diciamo, sì, è tutto Sicilia, madonna che bello, raga, ma che bello è. È tutto narrazione, raga, quindi chi segue questo gioco vivetelo un po' come un film, no? Una storia da seguire, il gameplay per carità è bello, ma è simile a tutti gli altri Mafia. Nulla di più. 1904, guardalo lì. Dove stracazzo siamo? Madonna, non vedo l'ora di sentire quando parlano, raga. Ja was sai che siamo qua, Enzo? Per casa è nato uno. Muovete. Bellissimo. Mamma che grafica ha. Gaetano. Tremori. Ma dove siamo? Tipo in una miniera? Adesso che è Enzo? E tu cos'è? Sogno Enzo, travaglio qua. Madonna, raga, ma che grafica ha? Peghiamolo e amonenne. E amoni. E se finì su te perse? Ma che cosa? Sotterramo. Sa minchia che me ne voglio sianza. Meglio se non ci mettiamo assai. Se qualcuno non ne vede, siamo consumati. Che te ne fotte? Un'altra scossa e pure noi oggi ci finiamo sottoterra. Ma che bello, raga. C'è Mi sento a casa, dove? Qua? Mi sa che un pochino devo abbassare la grafica adesso, perché troppi pochi fps, raga, 41. Muovete, ne esce là. Ma che cosa? Che cosa state cercando? Una scatola. Ah. Forza che ci siamo. Quindi abbiamo trovato questa scatola. Scusa, che ci faceva una scatola così con i soldi? Cioè, noi perché sapevamo di questa scatola? C'è un giocattolo. Che tu puoi? No. Ma c'è scritto Enzo. E quindi è nostra sta scatola, scusa. E do giocattolo che minchia è? Avere quando arrivavo, canaio. Mo la somma e pace. Ah, quindi è di nostro. Assai, fu. E cavi se mannescere non ne avere nodo. Più picca di avere una così meglio è. State ammucciato non fare minchiate. Ce la può fare? Se. Ogni volta che te paro il culo mi finisce male. Madonna, raga, ma Ne esce. mi sento a casa. Penso che mi venni a birrera per pari i debiti. Sì, dovvero ci scippo il cuore. Madonna. Amone. Sì, aspetta, quanto leggo qua. Miniera dismessa, ingresso vietato. A causa della crescente instabilità del 12 agosto 1904, le gallerie inferiori della miniera sud saranno definitivamente dismesse. Tutti gli operai saranno assegnati a una nuova area. Ruggero Spadaro. Ma scusa, se c'è l'ingresso vietato, noi che cazzo ci facciamo qui? Ecco perché non dobbiamo farci vedere. Quindi siamo andati qui tipo di nascosto per trovare questa scatola, presumo, no?
Dove c'erano i contanti qua che li ha lasciato il padre di Enzo. Ce la mucciamo dopo. E secondo te, io la stanno per dopo tutti questi sacrifici? Ai sarà cura. La gente è disperata. Madonna. E se paesati ne lasciamo la le spalle. Insinato un momento non te la stare a sconcegare. Ma poi che grafica ha? Che poi tra l'altro io, raga, che nel canale sto portando The Witcher. Ma la rocata, ora ci vuole ricomerlo. Speriamo se pure a Iddo ci parla così. Un cambio di qualità, tipo passare dal 2007 al 2025. Sì, signore. Ma mi fermerei qui semplicemente proprio ad ascoltare i dialoghi anche delle persone. Ma quasi sono pure bambini. Vabbè, ma qua, raga, penso sia più schiavitù che lavoro, eh. La butto lì. Ave ore che finiamo me toino. E mo chi è capace che si preoccupa? Dice che s'abito. Madonna, madonna. Turni di lavoro così. Beh, non è che cambia dalla realtà di oggi, eh. Ma vabbè, dettagli. Ho già voglia, forza. Padrone, la caviglia. Oh, ma figlio. Chi diceste? Per carità, oh, ma figlio. Cassotta, non ce n'è. Non m'avvio. Lo faccio io. Mio lecca. Il merlo. E che minchia è? Da un capo c'ho un veterinario che i cavalli. Andiamo a fare polizia. Questo mi sta sui coglioni, Finisci. Tu insegno io a naschiare non te per te. Non do scordare. Ah? Madonna. Bello però immaginare che il nostro Enzo, presumo, da così passa a colì. Cioè da un mezzo schiavo penso si vendicherà per tutto questo. Madonna. Allora abbasso un attimo la grafica, raga, E chiaro se questioni Ok. come non faccia tutte, che isso secondo te è tenero capochino? Qualcuno la va a aiutare. Madonna. Comunque ho messo tutto ad alta anziché epica. Ciavagliatore siamo. Madonna, ma che bello, raga, sono senza parole, perdonatemi, ma io qua devo... Subito. Ma portalo alla fornace, ma cos'è? Oro? Che... Ora di Madonna. mangiare, avete detto nai? Ma domande pure. Forza, forza, mangiamo, poso qui. Forza Enzo. Avanti, custosiccio. Meno male che li levammo i piccoli. La già scossa e fenevano sotto terra. Io toresse, tenelle fora, pericoloso, Ma è così, o vediamo. Ma Gaetano chi è? Filmare un travaglio. Mio fratello. Arrivare a tre scuosse. E si cercasse. Madonna, raga. Ma che grafica ha, raga? Ma poi proprio, non lo so, ma come rende proprio onore alla Sicilia come ambientazione, mamma mia. Da madre. Da lì a duoco. Vabbè, l'Etna, per forza. Ma questo fumo. Non mi piace. Chi sta succedendo? Ah, ci pensiamo rimane. Amoni, recce una preghiera a Santa Barbara sotto fa sentire meglio. Dice che ussisso vanno canoaggi e continuano a travagliare. Fu adesso. Madonna, cazzo, ti stavi scaccolando, buon uomo. Ma sono schiavi, palesemente. Guarda qui, ma cosa sono? Mi sembra oro. Meno male, Ignazio ancora un chiorio. No, non penso sia oro, troppo in mostra. Ok, quindi Ignazio cos'è? Ci vende qualcosa? Ci dà il mangiare? Vabbè, certo, siamo in pausa pranzo in teoria, no? O forse abbiamo proprio finito. Ignazio! Ignazio, so che noi mangiamo oggi. Nietardo. Com'è tardi? Chiarisci. Chi minchia vuole? Avete questioni? Parlate con Spataro. Che minchia vuoi? Mangiare. Cattatevi un orologio. Sì. Cioè, quindi non si mangia perché abbiamo ritardato, ma dai. Terribile, raga. Lo sai che significa questo? Vai. Minchia. A te tocca, frate. Madre mia. Ah, quindi penso sia mio fratello Gaetano allora. Mamma mia, raga, ma quanto sono belli sti La due. casa da sotto, la dispensa la portarono dopo, dopo che ci c'erano i succi. Ti so che non avevamo a fare a bere. Tu non ti farai chiappare. Su capitano i vaddi di sciaguero. Vabbè, quindi dobbiamo rubare, prendete un po' di cibo. Mi sta bene che è facile, guarda. Ok? Vai, vai, vai. C'è un magazzino.
Io ti aspetto nell'altra banda. Va bene, vado io, Gaetano. Cosa penso a fare? Io ti Ma qua c'è gente però. Romana, finista la conta, consegna arrivò. Quasi. A poi ci pianze, ora scarica se casce. È bello. Sciunzo. Sunzo. Con te a Gino ne fotte i piccioli. Calma. Perfetto. Ragione avevo. Di qui? Aspetta, ma qua c'era una nota importantissima, signori, dobbiamo leggerla. Tensioni del colosso minerale, tensioni tra il barone Raffaele Fontanella e il signor Girolamo Ludovici, principali azionisti della compagnia mineraria, quindi sono loro, diciamo, che penso gestiscono tutta questa miniera. Le obiezioni sulla manodopera, sui potenziali effetti del paesaggio avanzate sono state respinte da Ludovici, convinto che la reazione è affabilimento della richiesta globale per lo zolfo. Ah, è zolfo quello che stanno prendendo, ok. Azionisti, vabbè, ci sono un pochino di... la gente parla di queste azioni minerarie, quindi è zolfo, va bene. E infatti non si capiva che non era oro, che non mi veniva. Oddio, qua ce n'è uno. Buon uomo. Una moneta. Non ne venisse. Ti vuoi spostare? Ui, cazzo è successo? Vai a controllare, Pippo. Proprio un tafira un fare minchiate. Bravo, lo vedi che non ho ferro in questo momento. Roma fa un culo per colpa tua. Ora polizia. Buona Madonna. posse. Madonna, raga. Ma che bello è. Entriamo qui. Siamo tipo in una stalla. Mamma mia, raga, veramente. Proprio se andate nelle campagne, no? In Sicilia, quelle case truccate, no? Quelle rovine che rimangono proprio in mezzo al nulla, raga, sono uguali. Uguali, bellissime, bellissime. Cioè, mamma mia, pazzesco. Oh, un coltello. Hai bisogno di qualche bel ferro. Partiamo per un coltellozzo, meglio niente. Bello però. Tutto arruggiato, ma va bene. Ce lo facciamo bastare. Forza Enzo, dai. Allora, abbiamo un coltellozzo, vediamo se qua c'è qualcos'altro. Ma un topo, ma scusa, uccidi il topo e lo mangiamo, no? È meglio di niente, a mali estremi, estremi rimedi. Ah, posso scassinare qua con il coltello? Ah, perfetto. Si va di qui. Un'altra nota. Una fattura questa qui addirittura. 5 kg di pane 2500 lire. Tonno in scatola. Maccheroni Montalto 10 kg 7 lire. Fave 8 kg di fave 5,44 lire. I soldi in più per i lupi sono nascosti dentro il pane. Scusa, ma allora prendiamo... E qua c'è il pane. Prendiamo il pane e ci sui soldi rincia praticamente. Ok, ma dove se l'è messo? Enzo, scusami, non è che devi fare giochi di magia qua. Come cazzo è possibile? Oh, aspetta, c'è qualcos'altro qui? Consiglio amministrativo della compagnia mineraria del Mediterraneo. Questa nostra per informarvi che la vostra recente richiesta di nuove attrezzature è stata respinta. Per quanto abbiate ragione nel sostenere gli strumenti di qualità migliore aumenterebbero la produttività, quindi è stato respinta la richiesta di avere strumenti migliori per produrre di più. Qualsiasi ulteriore spesa dai macchinari è considerata subordinata a un duraturo incremento della resa. Per raggiungere tale risultato consigliamo nuovamente di aprire nuove gallerie e prolungare gli orari di lavoro. Certo, grazie al cazzo, tanto id si stanno da queti e noi ci rompiamo il culo e noi saliamo di qui. Mamma mia raga, ma quanto è bella già solo questa fase dove stiamo capendo che il nostro Enzo con Gaetano, con tutte queste persone, sono in un certo senso schiavi e stiamo lavorando per Spadaro, a quanto ho capito, no? Perché la miniera è sua. Allora? Sempre ciuscito. Che sono belle ste battute alla siciliana, raga. Ecco se mangiamo un bacio. Ok, quindi adesso siamo... Se posso sapere che ti è successo? Mi vennero pisciare. Non mi poteva tenere chiù. Quando arrivavo Merlo pensai che era consumato. Tu sentissi che diceva? La per rilevante. No, non avevamo a preoccupare, Richida. Paghiamo i nostri debiti e con nappi e nappi. Madonna, guarda, pure le piante, raga, pure le piante. Troppo pestanti mi parete per essere due scemi che manco mangiano. Che minchia avete di? Non so cazzo e to. Vado a leccare il cioccolato a Spadaro. Bravo, diglio. Parla pulito. Madonna, raga, ma che bello è. Ste minchia. No, vabbè, raga, ma... Mamma mia, raga, ma che dettagli. Avviso a tutti gli operai con effetto immediato. In risposta alla domanda crescente per compensare il tempo perso a causa dei recenti sismi, a ogni giorno lavorativo verrà aggiunto un turno straordinario pagato secondo la normale tariffa. Gli operai che accetteranno tali turni, oltre alle consuete mansioni, si occuperanno di rimuovere le macerie dalle gallerie. Mamma mia. Bastardo. Andiamo, con chi devo parlare? Con te, buon uomo, perché non si entra qua? Ah, devo mirare... Mamma mia. Se non mi avvicino alla vaniglia non si apre. Quindi siamo arrivati a casa. Cioè a casa, vabbè.
Parolone, dove penso riposiamo mentre ci mangiamo sto pane. Potevi prendere di più però Enzo, mica ti rompi sto culo. Una para di mesate. Ma c'hai i capelli verdi questo? Un'altra volta. Ah, lui non sa leggere, penso. Bello Rozio. Come siamo? Spero che è tutto a posto. Io arrivavo a Riere, America. E per ora me ne riesco qua. Se ci riesci scrivimi. Meglio ancora, venitene qua. Mangiamo uova e carne per colazione. Tante care saluti. Tozio Silvio. America, ova e carne. Appena ne pavano, saluto a tutti e mi innecchiano un capo al primo bastimento. Però io me ne voglio che ca, Gaetano. E non me vedete più. A questo che mi faccio ammazzare le rose. Mamma mia, si vede che il nostro Enzo vuole uscire da sta cosa. Oh, finemmi travagliare. Oggi no. Doppio toi. Spadaro così come no. Minchia, per davvero. Forza! Madonna, raga. Terribile. Terribile, terribile. È troppo bello. La miseria! Se non volete travagliare, levatevi in mezzo e lasciate un posto all'occhio! Da sotto a nudo ci scende, sono abessano tutte cose prima. Grandeste minchia! È vero. Lo fate veramente. Minchia, Spadaro, lui è. Minchia che mi sta facendo perdere tempo. Ste minghieri a rose non Lo spadaro. Federico e i suoi uomini non tornarono dal nuovo deposito. Qualche problema c'è. Mi dispiace assai. Pregherò Pietri, stai tranquillo. Scosse ci furono. Capace che crollarono i suoi segni, c'è gas, altre cose. Moto, guarda qua ci pensiamo noi. Tornate a venire a travagliare. Manna qualcuno da sotto. Caruso! Madonna. Ti piace aiutare all'altro, eh? Vero? E allora spicciati, già sì. Certo, lui ne ha trovato un pretesto per mandare noi, dato che prima avevamo aiutato quello con la caviglia rotta. Mamma mia. La cava profonda. Profondità per cui un bacino di minghiate, accioate Federico e so carose e magari represcia. Come sentiamo, Gas? Cioè, possono essere un pochi lumere. Se ne accioate una, buttatevela appresso, il giù sa per che fare. Ok. Vai io avanti io. Certo, quasi c'è una fuoriuscita di gas, pericolosissimo. I minghietti ti specchi corne prima o poi che mi manca qualche bel ferro. Se no... È un donnate se prima non l'accioate. Mamma mia, antipatia, raga, madonna. Finisciamo. Amone, piglia una lumera. Su E sbamba ora la c'è prendiamo. o gas. Lo capisti? E dopo Capio, capio. E secondo te, ne lo amore coglione. Mai ti ci mandare a fare prove per gas? Cioè ci mandano. Solo il suore sui saperrera. Ma tu sicura sai assata? Ah, saccio, ma no, buono come all'auce. Vicina a maissare. Certo. Brutto però, brutto, brutto. C'è un'altra Se nota. passa. A macciuare un altro passaggio. E aspetta, ora allora lo troviamo. Chiuso il punto d'accesso del primo filone, la galleria è instabile, servono rinforzi. Vabbè, sappiamo che è una galleria di merda, qua c'è tipo una mappa che indica un secondo Da passaggio. sotto sì. Ah no, mi sa che non risponde nessuno. Da dove si va? Da qui, passiamo di qui, da qui. Potremmo passare da qua. Parlerete a sogno. Grazie. Vivo, mi capisci? Vai, vai, vai. Madonna, raga, ma che bello. Guarda qui, ma come cazzo fanno a tenere queste cose? Tutto distrutto. Tutte cose. La vedo male. Ci infiliamo qua. Questo ovviamente è il prologo, raga. Ma già mi prende, perché proprio è la storia, il doppiaggio, tutta un'altra cosa, raga. Sono so caccia vagliare. Non ne so. Questo è strano, che abbiamo trovato gli attrezzi e non loro. C'è qualquadra che non cosa qui. Silenzio c'è.
successe qualche cosa secondo te? Chi se abiterà più ranne e più fonda. Su sapessi, capace caccare adesso. Beh. E qua? L'acqua sperio. Se l'ha per bere tutta. O s'asciugò. Ah, minchia, qua mettevano l'acqua. Certo, senza acqua, raga. Immaginate il caldo che ci può essere qua. Si può chiedere. Amone, capace caso un... Oh mio Dio. Oh mio Dio, Gaeta. Gaeta, mi sto cuore, Gaeta. Andiamo avanti. C'è un'altra nota? Quante note ci sono? Lettera di Caterina. Prima domanda. Chi minchia è Caterina? Federico, gioia mia bello, lavori così duramente per noi, ma ci manchi da morire. Nino non fa altro che chiedere dove sei. Quando avrai risparmiato abbastanza soldi per tornare a casa, dovrai prometterci che non ci lascerai più. Ti troveremo un altro lavoro, in un luogo più vicino, lontano dalla montagna. Mio padre conosce un fabbro a cui potresti tornare utile. Ne parleremo al tuo ritorno. Conto i giorni che ci separano dal nostro abbraccio. Per sempre tua, Caterina Beda. Federico! Federico! Che ne saccio io? Non vedo un cazzo qui. Madonna, non mi piace sta miniera. Cosa? Oddio, minchia, non li avevo visti. E sono morti, raga. Gas. Capace che finì ora. Amore nere cago in ba. Poi scalzi siamo pure. Madonna, raga. Madonna. Il gas. Ma tipo subito. Veloce, veloce. Porca miseria. Si capisce un cazzo. Stiamo morendo. Veloce, veloce, veloce. Madonna. Sì, passa lì, estate. Vai, 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 vai. Cazzo è, si è buggato. Salgo, salgo. Madonna, raga, terribile. Madonna. Cioè, proprio praticamente ci hanno mandati qui a morire, raga. E c'è poco da fare. Oddio mio. Porca di quella puttana. Corri, corri, Enzo, corri. Bottare sangue. Dio mio, veloce, veloce, veloce. Ci sono, ci sono. Madonna, raga. Terribile. Meno male che Gaetano qua ci aiuta. Bella sta scena, raga. Scappa dal gas. Per forza. No. Ma cos'è? Sono morto? Doveva succedere o sono morto io? No, doveva succedere, presumo. Quel piano di gas, guarda. Mamma mia, raga, nei commenti, mi raccomando, spolliciate come se non ci fosse un domani, raga, È importante per supportare la serie. Dio mio, veloce, veloce, veloce. Perché si è fermato, Gaetano? Porca miseria, raga. Minchia. Le pecciole. No. No, questa è la... Minchia, raga, me lo immaginavo perché era una scena troppo... Devo tornare indietro. Però cazzo, c'è morto.
Ma io non ho capito se era nostro fratello. Noi saremmo cazzati come una bestia, tipo. E non so chi sia, raga. O era un amico, era un fratello, quello che è. Ma era una persona a cui Enzo teneva. E già lui era molto incazzato per tutta la situazione, no? Che lui non vuole stare qua, si sente schiavo, si sente impotente, vorrebbe reagire, no? E questo secondo me è una motivazione in più per scoppiare, in un certo senso. Madonna, ma questa me la voglio vedere. Su va virate a camminare! Giavagliate! Sbarazzati sti peggi! Sti minchie e puzzi stanno a grapere! Oh! Tu sei tu! Tu non mi hai settato! La montagna fa chi che ci piace a Ida! E ci che se non tornano a travagliare, eh? Perché bottana! Minchia. Sta a cuore, caroso, perché ti regati finisce male! La cosina ma fare! Madonna, raga, così reagiamo direttamente. Come funziona? Fendente. Ok, così attacco. Ok, come mi paro? Con eseguire un affondo. Ah, così faccio l'affondo. Vieni qua, piezzo del merda. Ehi, ti stai cucennando tutto. Guarda lì. Diglielo. Ah, ok, ok, con spazio schivo, va bene, sappiamo tutti i comandi. Vieni qua. Piezzo del... Colpisci. Guarda qua, quanto stile. Mamma mia, bellissimo. Schiva. Mamma mia, quello lì nella gola lì è arrivato, raga. Dovrebbe... Cosa spingi? Cos'è? Ma se sei tutto feddeato. Bravo. Madonna, raga, ma è bellissimo. Bellissimo. Casugno. Guarda come si... No, aia. Mamma mia, questa l'ho sentita. Veloce. Porca miseria. Penso non dovevo ucciderlo allora. Porca miseria, in faccia, raga. Ah, questa è la scena del trailer. Porca miseria, raga. Oh, sparano. Cazzo, dove andiamo? Dove andiamo? Di qui? Veloce, 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 Enzo. Vabbè, il cavallo proprio ti dice: vieni qua, galoppami. Veloce. Ok. Siamo a cavallo. Madonna, ma è bellissimo, raga. Ma non ci prendono. C'hanno una mira di merda, scusami. Wow. Certo, ci siamo in un certo senso messi adesso contro Spadaro, presumo, no? Mamma mia. Mafia, terra madre. Ah, Riccardo Frascari è il doppiatore di Enzo. Bello, raga, bello serio. Enzo fugge dalla miniera, obiettivo Steam sbloccato, signori. Bellissimo. Il limone, la lupara. No, ti senti troppo a casa, raga. Un siciliano che gioca sta roba non può dire che non è un buon gioco, che non è bello. Per forza, raga. Guarda, fornaio, è scritto nei muri come era una volta. Bellissimo. Sarà uno spettacolo andare in giro.
Mamma mia, le chiese fatte... Dio mio, sembra quella che c'è a Vittoria, sembra San Giovanni, raga, dai, talmente fatta bene. Porca miseria. Quindi arriviamo qua, in un capannone completamente a cazzo. Cosa, si è finito? Ah, passiamo la notte qua. Famiglie. Il gioco non è lungo, raga, mi pare che sono tipo 10 ore di gioco. Anche perché purtroppo ha un unico difetto questo gioco, che ne parleremo probabilmente nel prossimo episodio. Ci stanno già cercando. Sì, sempre lui. Ha trovatelo! Certo, hanno trovato il cavallo. C'era Ignazio pure, quello che non ci ha dato il pane. Io te le orincia, tu fai un giro, per un No, po' vabbè. Ma che bello, raga. E qui V per usare l'istinto. Bellissimo. Madonna, che bello, raga. E io vorrei... Osaccio che sei dentro, caroso. Ne scende due. Eh sì, ma dobbiamo per forza scendere di qui, raga, ma ci vedrà. Ma non abbiamo armi, a meno che con il coltello possiamo comunque iniziare a fare una roba furtiva. Però guarda, loro sono lì. Ah no, possiamo passare proprio così. Un'altra... Mi sa che lo dobbiamo fare, raga, eh. Sì. Ok. Dai. Ok. È per saccheggiare pure, lo possiamo pure depredare. Una cote, non so che cosa serve. Possiamo aprire di qui? R per affilare il coltello. Ah, con la cote, infatti. Perfetto. E quindi adesso possiamo aprire perché abbiamo il coltello affilato. Bella sta roba. Ok, di qui ce n'è un altro lì. Stiamo attenti. Penso dobbiamo scappare, non so se... Sono tutti lì, perfetto. In teoria qua è libero. C'è qualcosa qua? Madonna, ma quanto è bello sto posto. Veloce, passa di qui. Picciatevi! Padano ne sta aspettando per sistemare tutto sto minchiere casino! O perciò lo troviamo subito. Non basta il tornare per non ammucciare se. Ah! Ma micchi minchia ci vuole tanto assai! A trovate a due pezzi i fanno! Facciamo giorno, botta di sangue. Cioè non è che stanno cercando, questo qua si sta fumando la sigaretta. Forza, cercatelo! Vieni qua. Cosu caffè, ti due lì. Luttalo, vediamo se c'è qualcosa. Ma il gameplay è fantastico, almeno per adesso. Posso affilarlo ancora? Oddio. Ce n'è un altro? Posso prenderlo da dietro il riparo? Sì. Ma io potrei usare il coltello volendo, però sto facendo l'abbattimento senza usarlo. Penso per evitare che si rovini. Tu facessi tu. No, ancora cava Oh cazzo. Ami e sete, prima o poi avanti essere fuori. Quello è vero. Ok, si separano, meno male. Meno male. Calma. Intanto raga abbiamo... Vediamo con Q, raga. Vabbè, volevo usarlo il coltello. Calma. Un altro è lì. C'è qualcosa qua dietro, mi dimentico a volte? No? E ste minchia! Ti faceste fottere di un garoso! Forza, c'è chi lo re! Ma che bello. Vai. Perfetto. Mamma mia raga, furtivissimi qua. Strano, di solito nello stealth facciamo cagare, invece stavolta megherbe. Forza il nostro Enzo, guarda. Minchia, quello c'ha il fucile, raga. No. Casemo! Finia cossa caroso! E ora ti faccio pendere che non moriste da vuota sotto a di peggi. Colpo di scena. Che ci fai, Damiano? Don Torrisi. A rispondere. Tanto resi sto caroso. Una domanda difficile. O Caruso ha un debito.
Assocutammo, ma scuro era. Non ne addonammo che ci siamo qua. Non vi volevamo mancare del rispetto. Ah, era una sua proprietà. Ora non ripigliamo e niniemo. O Caruso me ne hanno da banna. Finché non ne ripaio il debito, o Caruso appartiene a noi oggi. In ta terra non mi appartiene niente. Da brividi. Già dirò tuo capo. Cavo Caruso ora lo proteggo io. Adesso onorate a tregua un'altra volta. E la tua famiglia va a pare. Con sangue. Ve ne potete dire. Madonna, raga. E noi ci rischiamo la guerra che spadaro con Caruso. Calassare ci pensare. Che ne possono fare fissa senza pari o dazio. Qua è una questione di orgoglio, raga, a sto punto, eh. Può travagliare? Sì. Allora portatelo, Luca. Opera tua, o sfigurasti? Sì. A Don Torreso non ci piacciono chi che fanno così. Per tua fortuna, i spadaro ci piacciono ancora più picca. Come ti chiami? Enzo. Va buono, Enzo. Amonen. Madonna, raga, ma che bello. Signori, per questo primo episodio ci salutiamo qua. Non ho... È bellissimo, è bellissimo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando di spolliciare come se non ci fosse un domani. Iscrivetevi se non siete iscritti. Se volete seguirvi di altre serie di mafia le trovate nelle playlist. Scorrete, fate un po' il cazzo che volete. E niente, da me Enzo un saluto. Alla prossima.